1° aprile 2025 è fissata la scadenza per la presentazione delle offerte. Entro la fine del prossimo anno conclusione della procedura di gara e aggiudicazione, entro il 2026 al via il cantiere. Queste le tappe principali per la realizzazione della terza corsia della A4 lungo i 25 km tra Porto Gruaro e San Donà di Piave della rete di autostrade Alto Adriatico, comprendente anche la costruzione del nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza. Svolta storica per una delle arterie viarie più importanti, in un tratto spesso purtroppo scenario anche di gravi incidenti. Approvato il bando con un quadro economico da 870 milioni di euro e lavori a base di gara da 588 milioni per un'opera che consentirà di completare il tratto a 3 corsie della A4 tra Quarto d'Altino e Palmanova, agganciando le direttrici del trasporto tra centro-est Europa e il nord Italia nell'asse del corridoio europeo 5. Lungo il tratto saranno ricostruiti 9 ponti su corsi d'acqua, tra cui i nuovi sui fiumi Malghere e Livenza, 12 sottopassi di viabilità e linee ferroviarie, 50 attraversamenti idraulici, ma saranno anche adeguate le rampe dello svincolo autostradale di Cessalto. L'ammodernamento di questo asse viario consente di migliorare l'aspetto legato alla sicurezza degli utenti della strada e creare un volano anche per le attività produttive del nord-est, spiega il commissario per l'emergenza dell'A4 e presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Soddisfazione anche dall'assessore alle infrastrutture del Veneto Elisa De Berti. L'approvazione del bando di gara posizionerà il Veneto quale nodo logistico fondamentale per il trasporto europeo, consolidando il ruolo di regione dinamica e attrattiva. L'investimento, spiega ancora la vicepresidente, darà un forte impulso all'economia del nostro territorio, creando nuovi posti di lavoro e favorendo lo sviluppo di imprese locali. Ci apprestiamo, spiega il presidente della concessionaria autostradale Marco Monaco, ad affrontare gli altri passi con l'obiettivo di accelerare il più possibile la realizzazione dell'infrastruttura, perché garantire il potenziamento di questa autostrada è un dovere etico nei confronti di tutti gli utenti.